La prima puntata della storia dal 58 in avanti è nata a Quinto di Valpantena, dove Apollinare Veronesi, mio padre, costruisce il primo impianto dedicato alla produzione di alimenti zootecnici. Nel 68 nasce l'AIA, Agricola Italiana Alimentare, che si occupa di allevamento, lavorazione e commercializzazione di polli, tacchini, conigli e uova. Viene costruito lo stabilimento produttivo di San Martino Bonalbergo. Nel 75 l'esperienza si allarga al settore delle carni suine con la creazione di alcuni allevamenti. 10 anni dopo vengono acquisiti dei macelli, un salumificio e successivamente l'azienda Montorsi. Fra le tappe più eccellenti dello sviluppo e la più significativa si è avuta nel 2002 con l'arrivo di Negroni e di Fini Salumi. Dal 2007, a seguito della nuova governance, la struttura organizzativa del gruppo si articola in 4 divisioni: AIA, Negroni, Veronesi e Sogema, semplificata nel 2012 con 4 marchi principali: AIA per le carni avicole, eccetera, conigli, tutti gli avicoli, Salumi, Negroni, mangimifici Veronesi e aziende agricole e incubatori e allevamenti Pellegrina. Punto di forza della nostra filiera è la produttività che si articola in alimenti zootecnici, riproduttori, incubatori, ingrasso, macellazione, lavorazioni successive, stoccaggio, trasporti. E i cardini, direi le pietre miliari della nostra filosofia aziendale sono quelle di fare una qualità medio-alta e tutti i dipendenti sono consapevoli di avere non noi come datore di lavoro, ma i nostri clienti sono i veri nostri datori di lavoro. Ecco. Qui non si vede niente, ma comunque abbiamo una serie di 12 società che abbiamo acquisito, perché io avevo fatto le prove sulle slide, così vi evitavo di tediarvi ulteriormente. I collaboratori del gruppo sono 7.500 più un indotto che siamo oltre le 10.000 unità. Fatturato di tutto il gruppo sono 2.823.000. Quest'anno pensiamo di arrivare a 3 miliardi di euro. Esportiamo il 15% del nostro fatturato, che è suddiviso così: 410 milioni AIA Negroni e 16 milioni Veronesi. Siamo il quarto gruppo alimentare in Italia. Primo è Parmalat, secondo Cremonini, terzo Barilla e noi veniamo quarti, poco prima di Ferrero Italia, no, non Ferrero Europa, Ferrero Italia. Ecco, Veronesi Mangimi. Vendiamo, dunque il fatturato dei mangimi sono 300 milioni di euro. La produzione annua di mangimi sono 3 milioni e 300 mila tonnellate di mangime all'anno. Siamo come gruppo il primo in Italia, l'8º in Europa e il 30° nel mondo. Cos'è AIA Veronesi? AIA Negroni. AIA Negroni sono circa 2 miliardi e 247 milioni di fatturato. Esportiamo nel mondo il 18%, quindi il 15-18% dell'unità alimentare. E adesso vi presento i principali prodotti. Il Woody è nato nell'85. Figuratevi questo primo Würstel di pollo di avicolo in Italia che vendiamo in tutta Europa. Vendiamo e produciamo
1000 tonnellate di vudi la settimana, quindi qui ci sono dei numeri bestiali la grandezza, insomma. Nel 1990 abbiamo lanciato la spinacina, era la prima volta che si univa la carne alle verdure. Adesso la produzione è 550 tonnellate la settimana di quel prodotto lì. Mi dispiace perché vi facevo venire la collina in bocca con le slide, ma mi hanno tolto questa. Mi hanno tolto questa. Nel 97 è stato lanciato il Bone Roll, un arrosto che con semplicità e poco tempo gratifica chi lo prepara. Ne produciamo 170 tonnellate la settimana. Qui si parla sempre di tonnellate, non in quintali. Nel 2005 è iniziata la produzione della linea Equilibrium e il primo affettato di pollo e di tacchino in Italia per una dieta equilibrata, quindi farà piacere al professore che mi ha preceduto. Oggi ne produciamo solo 90 tonnellate la settimana. L'ultima nostra sfida è stata questa Dakota. Dakota è buona come una salsiccia, è facile da preparare come un würstel perché è già cotta. Adesso la produzione è di 50 tonnellate la settimana. Io credo di essere stato dentro ai limiti che mi hanno detto di 10 minuti. Vi saluto e vi ringrazio per l'attenzione. Ma la domanda è, se dopo il Dakota, l'Equilibrium, il Bone Roll, le spinacine, il Würstel, il Vudi, domani mattina venissero nel suo ufficio e le dicessero vendimi Verona nel mondo, lei cosa farebbe da imprenditore? Chiederei a chi ne sa più di me, cercherei di fare come mi dicono loro, insomma, ecco. Non è un'idea sua? No, io sono specialista, no, conosco solo il mio mestiere purtroppo, perché come storia assomiglia a quella di Rana, tranne che lui andava via col guzzino, io andavo via con un camioncino sgangherato e i sacchi erano da 101 kg, 100 di merce e 1 di tara, quindi lui stava meglio di allora me, giro la mai domanda. lamentarsi. Allora giro la domanda, perché voi siete più forti e più bravi, non so, di Amadori, che c'ha il pollo 10 lode? Oddio, mi chiedi una roba, Lorenzetto, mi chiedi una roba troppo difficile. Ma Amadori copia e noi dobbiamo inventare. Aspetta, la risposta è perfetta.